Tra 7 giorni, precisamente il 18 maggio, sarà possibile tornare al bar per un caffè, andare dal barbiere per tagliarsi i capelli, andare a cena fuori. Le indicazioni e le regole sono già state individuate dal Comitato Tecnico Scientifico per i ristoranti, bar, stabilimenti balneari e soprattutto per i servizi alle imprese. Dopo una lunga videoconferenza Stato-Regioni, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha autorizzato il via libera ad aperture nelle regioni in aree con contagi bassi, prevedendo la possibilità di chiudere tutto in caso di aumento di contagi. Ed anche in Sicilia riapriranno dunque bar, ristoranti, parrucchieri e negozi. Lo ha confermato il Presidente Musumeci, che firmerà entro qualche giorno un'ordinanza per consentire le aperture. Inizia la fase della responsabilità, ha dichiarato Boccia, presente alla videoconferenza, che già da diversi giorni dichiarava di voler procedere ad aperture differenziate, convinto sulla responsabilizzazione delle regioni. Se i contagi andranno giù, dice ancora il ministro, potranno riaprire anche altre cose. Se i contagi saliranno, dovranno al contrario restringere. Le singole regioni presenteranno un programma delle riaperture a partire dal 18 maggio e potranno agire in autonomia, anche se il governo avrà sempre la possibilità di intervenire se i contagi dovessero aumentare. Nel caso dovessero esserci nuovi focolai, saranno attivate immediatamente le zone rosse, applicando nuovamente la chiusura totale, interventi che saranno attuati in stretto contatto tra il governo e le regioni. Dovrà essere la responsabilità il punto centrale della fase che partirà dopo il 18 maggio. Spetterà infatti ad ogni singolo territorio rispettare le linee guida per i ristoranti, i negozi, le spiagge e soprattutto per i bar. Particolare attenzione sarà attuata per i tavoli distanziati di almeno 2 metri, l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per i camerieri, la sanificazione quotidiana degli ambienti comuni, la riduzione dei posti sotto gli ombrelloni. Confidiamo quindi al rispetto delle regole, spiegano i membri del comitato scientifico, per abbassare ulteriormente il contagio e riprendere una lenta e graduale ripresa.